Cacciari. Come lo potremmo definire? Dunque possiamo definire che era una logica conseguenza del pensiero, diciamo, cacciariano sulla città. Ricordiamo che Cacciari aveva vinto già contro Cassone nel 2005 urlando ai barbari arrivano i comunisti, arrivano i russi e ha vinto le elezioni col voto determinante delle destre appoggiato da tutte le categorie economiche. Ha boicottato lo stesso partito da cui veniva sia che sia il PD sia E ha cercato voti da parte... diciamo, da parte delle destre che lui ha fregato perché a sua volta non gli ha dato nessun incarico. Ma cosa paventava con l'avvento di un'eventuale amministrazione Casson? Lui paventava, tipo arrivano i barbari, arrivano i cosacchi a beverarsi sulla piscina. O i magistrati che fanno politica? Sì, dicevano, attaccava i magistrati, facevano politica, cioè che toglievano ruoli politici, bisognava lasciare la città in mano a chi l'aveva amministrata prima e non bisognava fare cambi di rotta, che era pericoloso. Però diciamo che lui ha cominciato, aveva questa arroganza e violenza contro chi aveva qualcosa che dire con lui, lo contestava, provava a ragionare, compresi soprattutto i suoi alleati. Questi atteggiamenti che noi adesso troviamo in maniera sguaiata e volgare nell'attuale sindaco in realtà hanno come padre proprio Massimo Cacciari, basta seguirlo durante le trasmissioni sulla 7. Questo modo di fare assolutistico di cui non vuole sentire nessuna contestazione è identico a quello di qualsiasi grosso imprenditore che si sente padrone del mondo. Lui in quanto grande filosofo, grande politico si è impersonato, si vede nell'immagine del grande industriale, grande capitalista. Beh, l'arroganza di Cacciari era proverbiale, cioè c'è tuttora, ma cioè, voglio dire, al tempo raggiungeva dei livelli anche mediatici. E tuttora perché Tino Tiovardi sulla 7 ogni tanto, mi guardo sui tramite YouTube o nel canale di la 7, mamma mia, madonna, cioè non ti capisci, cioè io che cominciare, si portare a Salamo, c'era una che si cacciava a Benetton e ha fatto un figlio che era a industria. Ti ricordi del 93? Salomon, certo. Che non è un caso di Sentite qua. nessuno. Che comincia con quella e dopo va a finire con l'appoggio Brugnaro in diretto, esplicito. Cioè l'appoggio che era là... là... Rai Uno che ha detto votate... Insomma, praticamente dove Gialimore stai? Che... Guardo Massimo Cacciari rispetto a Brugnaro. Diciamo che Brugnaro è molto esplicito su un parole, parla di skei, è molto brutale, mentre Massimo Cacciari dice stesse robe, però rivestia da sua alta autorità filosofica e culturale indubbia, può far digerire a Piro e a meglio d'estate. Massimo Cacciari, ricordiamo che non dà nessun appoggio a Casson durante il ballottaggio, quindi non dando nessun appoggio, di fatto fa dito alla gente che aveva simpatia per lui di votare o stare a casa o di votare per il sindaco attuale. Fra l'altro ne ha fatto venire i Benetton a Venezia, gli ha aperto praticamente le porte, poi nel suo picco ha dato una mano enorme a Sonino di impossessarsi dal punto di vista legale non si può dire niente, di Adiso e di Acertosa, cavando tutti i paetti che aveva messo gli assessori di Aggiunta Costa. Allora già nel primo mandato di Aggiunta Cacciari, che si riconosciuta universalmente come l'ultima giunta veramente di sinistra, con l'operato di sinistra nel senso classico che si sta a Venezia, quindi dal 93 al 97. E anche con robe comunque buone fatte. Con cose buone fatte, eccetera, però cominciava a capirsi che l'area già era diversa, già per la scelta di molti manager comunali che veniva da ambito privatistico appoggiare esplicitamente neoliberisti, dall'altro lato per aver pompato l'imprenditrice Salomon, che ha visto fra l'altro un figlio da uno dei Benetton, che era un'imprenditrice con delle posizioni piuttosto di destra, che adesso sono normalissime. E dopo l'apertura fatalità ai Benetton. E cominciare a dargli l'apertura ai Benetton con il famoso esempio del Ca' Giustinian, che all'inizio doveva essere una zona dedicata sui veneziani, in cui ora doveva, in cambio del restauro, occuparsi su delle robette, fino a diventare quello che sappiamo adesso, che è un polo di lusso, un negozio del lusso, e a capire cosa fare del cinema serale, cinema San Marco. E comincia a entrare i Benetton e gli ha messo paetti col sindaco che assicurava mai regaleremo un posti privati. Lentamente i Benetton si è impossessato di tutto. Il Fondaco? Il Fondaco dei tedeschi sta una politica molto ambigua, perché da un lato ambigua. Cioè, Massimo Cacciari ha detto non ha fatto queste grandi resistenze, dall'altro una parte della maggioranza che ha imposto
una forma di resistenza gas tenuo distante Benetton dall'utilizzo Sì, però finale in del conti. forte autorizzazione che di fatto alla fine Ausonica sa in cambio di 4 milioni di cui non ha mai visto il comune solo 4 milioni, Benetton ha potuto impadronirsi definitivamente del Fondaco e trasformarlo in sto duty free per ricchi, come c'è adesso, col contentin dei veneziani che può andare in alto sulla terrazza con un abuso orrendo autorizzato da sovrintendenza e può vedere Venezia dall'alto, come quei dei grandi navi guarda a città. E come le grandi navi venivano considerate dalla Sì. sovrintendente Allora, del sovrintendente tempo, Asso, che adesso è è stata stata promossa a livello scusa l'Asso, la famosa sovrintendente Codello, che però ultimamente che è vedi un po' il molto nostro collegata a Cacciari, che Cacciari addirittura ha indicato come una possibile candidato ricordiamo una sindaco del sovrintendente che centro-sinistra. dopo aver concesso anche queste cose qua del Fondaco Ha diceva concesso i delle permessi navi. delle navi che non inquinavano, non creavano erosione, è stata determinante per lasciar fare il Mose a Venezia da sovrintendente e per lasciare il Fontego in mano ai Benetton. E Cacciari quindi ha pensato bene. Cacciari ha pensato bene di proporla come candidata. Poi ricordiamo che grazie alle giunte Cacciari e Costa, Benetton è riuscito pian pianino a impadronirsi di gran pezzi della città. Questo è il discorso, quindi non c'è niente di meglio che fare una politica di destra liberista da parte di giunta di centrosinistra. Diciamo che l'unico vantaggio di Cacciari è stato quello di lasciare le politiche sociali, che sono sempre state all'avanguardia, e su questo buona parte a sinistra ha chiuso gli occhi nel vedere la privatizzazione strisciante dei beni della città, che veniva fatta proprio dalle giunte in cui loro facevano parte. Purtroppo me ne dolgo perché io, come molti di sinistra, ho votato queste giunte. Per non votare ai tempi Per non votare Brunetta, perché davanti a Brunetta, per carità, andava bene chiunque. Adesso ci si pone però con una il senno di prospettiva. poi comunque questi Ma col personaggi senno qua. di poi non c'è mai limite al peggio, perché abbiamo sentito parlare Bugliesi, dice le stesse cose del nostro caro sindaco. Ricordiamo che Pellicani era il candidato appoggiato delle primarie del PD da parte del sindaco attuale, e se il candidato avesse vinto le primarie probabilmente adesso troveremo le stesse politiche che fa Brugnaro, targate centro-sinistra, Con Brugnaro probabilmente che con continua a Brugnaro fare assessore. o assessore o comunque. E Pellicani, ricordiamo che Pellicani ha dato una mano pesante a Brugnaro in tutte le sue pantomime in controllo del turismo. E Pellicani Cacciari lo voleva? Cacciari appoggiava Pellicani. Allora, diciamo che questa puntata che si intitola, questo episodio si intitola Il filosofo, ha voluto attraverso tutte queste testimonianze, questi riferimenti storici di eventi che sono accaduti negli ultimi 30 anni, 40 anni, dagli anni 80, insomma, da quando Cacciari era attivo politicamente e ed è il faro socialmente. di tutti noi, Ecco. compreso il mio. Era il faro e ha determinato però, attraverso questa analisi di questa puntata, l'ascesa del troglodita di adesso, cioè del boia totale che sta decapitando. Diciamo che delle fortissime, l'ha legittimato anche a centrosinistra. Ricordiamo che c'è stata un'astensione molto forte, però al ballottaggio molta gente è andata a votare Brugnaro per bloccare la strada Casson, anche su questo non appoggio da parte di Massimo Cacciari nei confronti di Casson, e ha delle responsabilità pesantissime. E però non sembra prendersela adesso in città, o comunque ha rivisto certe sue posizioni, ha iniziato a criticare l'attuale amministrazione della città dopo 4 anni, per cui se ne sono viste di cose in questi 4 anni. Sono solamente delle contestazioni di forma, perché di fatto non contestano per nulla. No, lui ha fatto solamente attaccato sui metodi, diciamo, come si suol dire, troglodita, perché ha ragione, bisogna, come si dice veneziano, con una unta e una punta ti ottieni tutto, e invece il vostro Brugnaro va solo avanti a punta.